mi sono accorto, affacciandomi sul balcone, che praticamente la nave era in traiettoria con la banchina. E qui ho immaginato subito il disastro. La nave si avvicinava, era tutta di traverso, storta, e si avvicinava alla banchina. Per fortuna non è andata a cozzare verso San Basilio, perché lì veramente si rischiava la strage. Si sono catapultate fuori alla meglio, solo che si sono trovate con la recinzione chiusa, si arrampicavano come dei pazzi perché non c'era una via d'uscita. Questo qui ha fatto dei chilometri in avaria e per puro miracolo è arrivato in un punto abbastanza sguarnito e solo perché un rimorchiatore ha contribuito alla manovra. Qui potranno esserci dei morti. Non si apre questa! Rabbia e incredulità tra chi ha vissuto un pomeriggio che a Venezia temevano in molti, ma che tutti speravano non dovesse mai arrivare. Sarebbe potuto andare molto peggio, dicono i veneziani, sia in termini di danni al patrimonio artistico e architettonico che di vite umane. Non si devono più correre rischi del genere. Il comitato da 6 anni dice che queste navi sono non solo troppo grandi, troppo inquinanti, troppo devastanti dal punto di vista ambientale, diciamo architettonico sulle fondamenta della città, ma noi da sempre diciamo che sono troppo pericolose. Gli attivisti del comitato No Grandi Navi sono arrivati a San Basilio meno di 2 ore dopo l'incidente, annunciando una nuova manifestazione sabato pomeriggio alle Zattere, ma sono tantissime le associazioni che si stanno mobilitando. A San Basilio è stata una processione. Jane Damosto, ad esempio, unita all'inglese, che qui ha fondato un'associazione no profit. Certo che per andare addosso a San Marco o al Redentore non ci sono i fondali, ma lungo questo pezzo di canale della Giudecca l'acqua è profondo anche vicino al bordo del canale. L'incidente del 2 giugno potrebbe rappresentare uno spartiacque nella gestione delle grandi navi a Venezia, o perlomeno è ciò che a Venezia si augurano in tanti.